Dal Palazzetto San Camillo di Imperia, benvenuti per questa 10ª giornata di campionato di calcio a 5 Girone A del Serie B nazionale tra il Blue Orange e il Libertas Astense, una partita molto complicata, molto complessa per la squadra allenata da Franco Basta, che è ancora alla ricerca dei primi 3 punti che potrebbero dare una svolta a questo campionato finora con poche soddisfazioni. Per il commento tecnico è un onore per me avere a fianco il grande Gerson Maceri. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli amici a casa. Sì, come dicevi tu bene prima, dopo un mese di partite molto difficili soprattutto dal punto di vista psicologico, perché alla portata oggi abbiamo una partita apparentemente impossibile che quindi potrebbe far giocare i ragazzi di Franco Basta con la mente più sgombra e chissà magari partorire questo risultato a sorpresa che ormai da troppe settimane aspettiamo. Eh sì, perché è un campionato veramente complicato questo, però a differenza degli anni scorsi dove c'era un gap, una differenza tra le squadre importanti, soprattutto tra il Blue Orange che arrivava proprio dalla vittoria del campionato di Serie C, quest'anno abbiamo visto che questa differenza si è un pochino assottigliata e sono stati tante volte i dettagli, la mancanza di concentrazione o la sfortuna anche tante volte a far mancare questo risultato che ha inseguito in tutti i modi la squadra di Franco Basta, che ricordiamo è molto rimaneggiata perché mancano dei giocatori importanti e fondamentali come il capitano Peo Serva, come Marco Anzarone. Insomma è un campionato che è partito con un handicap importante. E oggi mancherà anche Melini, che è il capocannoniere della formazione, con 5 gol, quindi una Blue Orange fin qui molto sfortunata. Sicuramente ha pagato anche una rotazione un po' corta nelle fasi cruciali dei secondi tempi, quindi oggi ci aspettiamo una prova di orgoglio quantomeno. Eh sì, anche perché oggi sono quelle partite in cui non hai niente da perdere, no? Insomma, non sono quelle partite, ricordiamo che il Libertas Astense è seconda in classifica, si sta giocando sicuramente il campionato, è una squadra molto giovane con degli elementi che vedremo man mano durante lo svolgimento della partita importante, quindi sono quelle partite in cui non hai proprio l'obbligo, il dovere di fare i punti, però insomma poi magari giochi con la mente un pochino più sgombra e riesci ad arrivare a centrare l'obiettivo. Sì, abbiamo sentito mister Franco Basta in settimana, ha candidato la Libertas Astense ai primi 2 posti della classifica che varrebbero la promozione in Serie A2, dunque una formazione che è da prendere con le molle, lo dice la classifica, lo dice anche il dato relativo alla difesa, la miglior difesa del campionato con solo 21 reti subite fin qui. È un dato molto importante. Diamo le formazioni un attimo delle squadre in campo. Allora, il mister Basta porta oggi con il numero 3 Ausenda, il numero 4 Torre, con il numero 6 Giustacchini, con il numero 7 Maglio, con il numero 8 Serva Enrico, con il numero 9 Padovani Manuel, il numero 11 Stassi, il numero 13 capitano Luca Bianco, il numero 14 Marcantonio, il numero 15 Calvi, che è un buon rientro dopo tanto tempo di assenza, il numero 17 Rositano e il numero 21 Alessandro Basta, figlio del mister, che fa il portiere. Risponde la Libertas Astense con Tropiano, attenzione subito un'azione pericolosa con la conclusione del numero 2 Cannella Gioele, uno dei giocatori proprio più rappresentativi dell'Astico, il numero 3 Fazio Davide, Banzato Michael con numero 4, Pinna Roberto numero 5, De Simone Stefano con numero 6, col numero 7 Maschio Andrea, col numero 8 Modica Luca, col numero 9 Liccio Simone, col numero 10 Fiscante Manuel, numero 11 Migliaia Andrea e il numero 12 Cobuccio Carmine, allenatore Lotta Gianfranco. Inizio partita subito offensiva la squadra dell'Astense, che cerca subito di sbloccare il risultato. Un atteggiamento per la Blue Orange forse anche obbligato dalla forza dell'Astense, ma da un certo punto di vista potrebbe anche rivelarsi un vantaggio. Mentre seguiamo questa conclusione, dicevamo un vantaggio perché comunque la Blue Orange ha bisogno di conservare più a lungo possibile energie mentali e soprattutto fisiche, e questo atteggiamento potrebbe essere proprio quello giusto. Bellissima palla in profondità di Luca Bianco, che ha trovato Padovani, è stato fermato la ripartenza, è bravissimo Padovani a riprendersi il pallone e a ricominciare da Luca Bianco in fase difensiva. Attenzione al pressing alto subito, e il gol di Maschio Andrea, che dopo pochi secondi dall'inizio della partita porta in vantaggio l'Astense. Grande pressione da parte della squadra piemontese, subito sul portatore di palla, non fanno respirare e praticamente costringono all'errore. Il più classico dei cost to cost, da una possibile occasione capitata alla Blue Orange, si è subito passati dall'altra parte del campo, dunque Astense in vantaggio che mette subito in discesa la partita, Blue Orange che a questo punto ha ancora meno da perdere.
Luca Bianco cerca Maglio, un ragazzo del 95, va detto, che prende una buona punizione, bel numero. Questa è proprio, ne parlavamo prima della partita, è anche l'occasione forse per Mister Basta per vedere qualche under in campo oggi, qualche giocatore di nuova leva che potrebbero appunto portare avanti questo discorso che da tanti anni porta Mister Basta di creare nuovi giovani di talento per il calcio 5. Sì, tra l'altro ho avuto occasione di vederli all'opera in allenamento in settimana sul campo di Ospedaletti. Intanto seguiamo la conclusione, che termina a lato però deviata, e dunque li ho visti tonici, li ho visti convinti, potrebbero dare quel qualcosa di più soprattutto a livello di freschezza sia mentale sia atletica. Abbiamo visto proprio anche la responsabilità di andare a calciare la punizione da parte di questo giovane ragazzo di appunto classe 95, la deviazione, il calcio d'angolo, vediamo come va a svilupparsi, prende la palla su Luca Bianco che cerca la conclusione, viene rimpallata, Ausenda ricomincia, però vedi la pressione è sempre alta, mette in difficoltà i giocatori, vedremo quanto ce ne hanno insomma di poter fare questa pressione. Sì, dicevi della punizione prima, ci saremmo aspettati tutti la conclusione col mancino di Luca Bianco, lui che è uno specialista, invece appunto una presa di responsabilità non indifferente da parte del giovane della Blue Orange. E ora formazione di Franco Basta che deve continuare a tenere molto ordinatamente dal punto di vista tattico per non concedere un margine troppo ampio. Attenzione, bellissima l'azione del capitano Luca Bianco che ha messo questa palla in mezzo, Ausenda non è riuscito a correggere in rete, una buona azione da gol, poteva essere appunto una buona opportunità, e ricordiamo che in questo momento comunque grande la parata di Alessandro Basta, due volte abbiamo la squadra di Blue Orange di Franco Basta 2,95 in campo. Eh sì, questo fa un po' da contraltare ai tanti giovani anche della Libertas Astense che però vantano un'esperienza maggiore. Ricordiamo Cannella, Modica, Edu e Fiscante, tutti giocatori che hanno avuto seppur non lunghe ma significative presenze nel campionato di Serie A1 con l'Asti, dunque la casa madre della Libertas Astense, dunque giocatori sicuramente di qualità e molto scafati. Abituati sicuramente a dei palcoscenici già importanti e a delle partite molto più tirate, infatti loro non nascondono che il loro obiettivo è quello sicuramente di salire di categoria. Senza dubbio sì, e la Blue Orange quindi deve anche essere un po' invogliata da questa peculiarità della Libertas. Tanti giovani in campo, dunque potrebbe essere una partita meno scontata di quella che si pensa. Tutto dipenderà soprattutto dall'approccio e dalla costanza di prestazione di questi giovani in campo. Allora, in queste immagini vediamo subito il modo di difendere di Mister Basta, che è da inizio stagione che difende così, con questo sistema uomo, di marcatura uomo. Praticamente i giocatori vengono seguiti in tutte le azioni. Bello lo schema numero 1 di uscita pressing da parte della squadra di Mister Basta, che però appunto viene intercettata dal portiere. Dicevamo, vedete, gli uomini vengono seguiti a uomo e il possesso palla fino a questo momento ce l'ha l'Asti, che fa questo gioco del dai e vai, cioè dare il pallone e cercare gli spazi in profondità per creare appunto la possibilità di andare al tiro facilmente. Seguire l'uomo chiaramente è la tattica che consente di difendere in maniera più ordinata, ma è anche molto dispendiosa dal punto di vista fisico. Questo è stato anche un po' il talone d'Achille della Blue Orange fino a questo punto. Comunque è un gioco che secondo me può pagare per la tipologia di squadra, per la tipologia di campionato che deve fare la Blue Orange, è quello assolutamente più adatto. Anche perché, guarda, tra le partite che abbiamo visto quest'anno non sono tantissime le squadre che ho visto difendere a zona. Nel calcio a 5 bene o male c'è un pochino, forse è una zona un pochino mista in cui l'ultimo difensore rimane sempre fermo al suo posto a fare in fase difensiva, e poi gli altri però seguono sempre il loro uomo. Abbiamo visto anche parecchie volte utilizzare il portiere fuori, adesso probabilmente lo vedremo anche in giornata, quindi si utilizza questi sistemi su campi chiaramente un pochino più competitivi, questi che praticamente hanno voglia di far bene in campionato e di salire categoria, a cercare di imitare i giocatori che fanno da esempio nelle categorie superiori. Sì, sottoscrivo tutto quanto hai detto. Intanto seguiamo quest'altra parata determinante da parte di Basta. Vorrei sottolineare fino a questo momento l'approccio dei giovani della Blue Orange, che
stanno veramente dando l'anima, e quello che non hanno dal punto di vista magari tecnico lo stanno dando sotto forma di grinta, sotto forma di sacrificio e di abnegazione. Hai perfettamente ragione, e non è facile in questo momento, perché ancora una parata di piede molto importante di Basta, non fanno respirare la Stense, hanno questa pressione alta, fallo di Ausenda che ha cercato il pallone, non è un fallo cattivo, però l'ha preso, ci sta. Dicevamo, stanno giocando veramente con questa pressione alta, e quindi non è facile neanche riuscire a ragionare per uscire con palla al piede, per creare un'azione almeno di respiro. Sì, però qualche volta, almeno un paio di occasioni, la Blue Orange è riuscita a portare comunque palla all'interno, diciamo, dell'area calda, quindi bisogna assolutamente continuare così. La chiave senza dubbio sarà la difesa, sarà la concentrazione, sarà la continuità dal punto di vista proprio mentale. Ecco la punizione, ecco il capitano maschio che cerca la soluzione laterale, molto bravo Luca Bianco, e poi il pallone va a carambolare su Maglio, la rimessa è ancora della Stense, che praticamente comunque continua a fare la partita. È ancora in fase offensiva la Stense, questo è comunque il campione della partita, loro fanno la partita e la squadra di Mister Basta cercherà di partire in contropiede, per cercare di rimettersi in piedi in questa partita molto difficile. Sì, peraltro anche in panchina vi sono dei giocatori che possiedono nel loro bagaglio atletico e tecnico queste soluzioni di contropiedisti. Basti pensare a Pietro Stassi, che col mancino, soprattutto nell'ultima partita casalinga contro i Bassotti, nella fase finale del primo tempo, aveva impensierito più di una volta in velocità la difesa dei piemontesi. Possesso palla continuo da parte dell'Austense, si segue, ecco Luca Bianco in questo momento il capitano, che rimane un pochino più alto, è entrato nel frattempo Enrico Serva, che io ricordo secondo me ha dei mezzi atletici veramente importanti, è un giocatore di una certa forza. Scontro tra Enrico Serva e il portiere Tropiano, è uno scontro fortuito, però è stato un bel colpo, il portiere rimane a terra. Sì, non abbiamo ancora capito se l'arbitro abbia assegnato il fallo a favore della Stense oppure se si riprenderà con una rimessa a favore della Blue Orange. Propendiamo più per la prima soluzione, un fallo un po' discutibile a mio parere, in quanto è il portiere che si è abbassato a cercare il pallone mentre Serva ha proseguito la corsa alla ricerca della sfera, dunque probabilmente una decisione un po' così sbilanciata a favore della Stense. Però ricordiamo, ecco, intanto parliamo un pochino di regolamento, che questo è un fallo di seconda, perché quindi non viene conteggiato nel conto totale dei tiri, perché ricordiamo nel calcio a 5 dal sesto fallo commesso dà la possibilità alla squadra avversaria, che subisce appunto il fallo, di andare a calciare una sorta di rigore un pochino più lungo che si chiama tiro libero dalla distanza di 10 metri. Sì, che peraltro è stato un po' il tallone d'Achille in questa prima fase di stagione della Blue Orange. Una statistica aggiornata: 1 su 11 è il conto delle realizzazioni della Blue Orange fino a qui, fra tiri liberi e rigori, quindi immaginate quante occasioni, diciamo così, non sfruttate, anche qui sfortuna e un pizzico anche ovviamente di non bravura. Non lo sapevo questa mi hai fatto bene a dirmelo. Oltretutto, insomma, tanti tiri liberi erano proprio arrivati in momenti importanti della partita, e quindi insomma fa pesare ancora di più quante occasioni ha perso la squadra di Mister Basta per poter essere in una situazione di classifica un pochino più tranquilla. Sì, sempre scarti intorno ai 2-3 gol, che nel calcio a 5 sono veramente pochissimo, perché lo ricordiamo, insomma, anche a un minuto dal termine, con 2 gol da recuperare, col portiere di movimento, col cronometro che si ferma nel momento in cui il gioco è fermo, è chiaro che insomma si può riequilibrare in qualsiasi momento. Abbiamo visto una conclusione di punta, che è un altro fondamentale tecnico da parte del calcio a 5, perché col tiro di punta riesce a anticipare il movimento sia dei difensori che del portiere e creare la forza necessaria al tiro per arrivare in porta. Quindi e tanti cambi anche da parte di Mister Basta, e arriva il 2-0 da parte della Stense con il gol del numero 10 Fiscante Manuel, errore difensivo in questo momento in questo caso di Enrico Serva, che viene scavalcato nettamente dal pallone e dà la possibilità al giocatore della Stense di andare tu per tu col portiere. 2-0, partita sempre più difficile. E lo dicevamo proprio poco fa, era importante riuscire a tenere, ovviamente è un gioco sul filo veramente sempre del rasoio, non bisogna sbagliare nulla perché si viene castigati. Attenzione intanto,
la conclusione col sinistro che sfila di poco fuori. Dicevamo, è un errore che ci può stare nell'economia di una gara di sacrificio, ma purtroppo è stato commesso. Adesso 2-0, partita che non è ancora chiusa assolutamente, ci mancherebbe altro, però diventa difficile. Adesso c'è Pietro Stassi che si posiziona come uomo più avanzato, vedremo se sarà questa un po' la mossa di Franco Basta per cercare di sfruttare l'arma del contropiede. Sì, Stassi appunto fa il pivot con Torre e Serva laterale e Giustacchini al rientro, anche lui non a posto dal punto di vista fisico, ha una grossa fasciatura alla caviglia dopo una botta presa nell'ultima trasferta di Grosseto, e quindi si cercherà di rimettere un pochino in sesto. Basterebbe un gol per riaprirla, poi non è che con un 2-1, come dici tu, il calcio a 5 fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo te la puoi giocare. Sì, intanto un recupero importantissimo da parte di Giustacchini, che dimostra, mi sembra, di aver visto in questa azione di disturbo, peraltro anche dispendiosa dal punto di vista atletico, di aver recuperato pienamente. Un po' di rammarico appunto per l'assenza invece di Melini, oltre ai lungodegenti Serva e Anzalone ovviamente. Eh sì, la mancanza di Peo in questa squadra è fondamentale, è un giocatore fondamentale che ha avuto un percorso di anni in questa società e che è cresciuto tantissimo e ha fatto crescere anche la squadra, e purtroppo ha avuto prima un problema, è stato operato per un'ernia, poi ha avuto un problema muscolare che continua a tenerlo lontano dai campi. Si spera di poterlo recuperare il prima possibile, perché è un giocatore comunque fondamentale. Sì, speriamo che il 2014 porti in dote, oltre al girone di ritorno, che quella è una certezza, anche il recupero di questi giocatori che potrebbero, con il loro apporto, aiutare la squadra a sbloccarsi dal punto di vista dei risultati, perché comunque dal punto di vista delle prestazioni spesso è stata elogiata, e magari con 1 o 2 vittorie si può riprendere il treno salvezza, che non dista così tanto. Insomma, c'è la squadra che è penultima in classifica, che se non sbaglio sono proprio i bassotti, hanno 6 punti, dunque tutto è ancora possibile per la Blue Orange. Bisogna crederci, devono crederci i ragazzi in allenamento, deve crederci il mister, ma questo sicuramente lo fa, e deve crederci la società tutta. Eh sì, hai perfettamente ragione. Certo che la mancanza di risultati non aiuta, sicuramente l'umore, però basterebbe proprio una vittoria, un pareggio, muovere questa classifica per ridare comunque nuova spinta a questa squadra, che se la merita, anche perché ricordo che a differenza degli anni scorsi, dove c'era proprio grande differenza di categoria, quest'anno le partite molte se le giocate e le ha perse per dettagli, tante volte secondo me le ha perse anche proprio per mancanza e forse per paura di vincere, il braccino, proprio come viene nei tennisti, perché è proprio una questione mentale, perché se avesse avuto un pochino di più convinzione oltre che fortuna, avrebbero sicuramente potuto avere in questo momento la squadra di Basta almeno 4-5 punti. Sì, è incredibile anche constatare come al termine dei primi tempi, se dovessimo stilare una classifica virtuale, avremmo la Blue Orange con 7 punti. Questo significa, anzi con 8, con quello di domenica scorsa a casalinga. Quindi una formazione che nel secondo tempo, come dici tu, ha un po' questo braccino. Intanto un fallo non ravvisato che dà un'occasione d'oro per la Stense, che va a concretizzare. Dicevamo, una Blue Orange col braccino. Tante volte Franco Basta ha anche proposto degli allenamenti particolari, ovvero si rientrava dagli spogliatoi come se si rientrasse per la ripresa del gioco anche in allenamento, proprio per abituare a questo stacco. Speriamo che questo possa portare dei frutti e che il problema sia solo psicologico e non fisico. Poi ovviamente c'è il discorso delle rotazioni che chiaramente, essendo molto corte, ovvero essendo pochi giocatori in panchina o comunque non essendo omogenea la qualità, attenzione intanto a Stassi, è ovvio che poi la lucidità, soprattutto da parte dei migliori che vengono impiegati per più minutaggio, viene a mancare. Dunque, insomma, tutte queste cose un po' da aggiustare per la Blue Orange, ma c'è tutto il tempo per farlo. Come dici tu, quando la coperta poi è corta, purtroppo non puoi fare miracoli. Abbiamo visto il gol comunque del 3-0 da parte del numero 7 Maschio Andrea, che mette proprio tranquillo in questo momento la partita, in pieno possesso. Peccato, perché probabilmente c'era questo fallo, era veramente al limite. Tu come l'hai vista l'azione? Secondo te c'erano gli estremi per il fischio dell'arbitro? Sì, mi sembra che sia un po' la linea arbitrale di oggi, quella di lasciar correre su tante situazioni al limite. Nonostante il 3-0 comunque direi una prestazione più che dignitosa per la Blue Orange, che si chiude ordinatamente ed è sempre presente sull'uomo. Insomma, poche le disattenzioni, fatali purtroppo, però comunque è una prestazione più che dignitosa.
Fischiato un fallo a palla lontana da parte dell'arbitro il fallo appunto di Enrico Serra. Ricordiamo la terna arbitrale: il primo arbitro è Luciano Orzi di Parma, il secondo arbitro è Sirio Lanuti di Modena, mentre il cronometrista è Lorenzo D'Angelo di La Spezia. Quindi terna arbitrale mista emiliana. Attenzione alla punizione da parte della Stense, viene deviata ribattuta dalla barriera e si riparte, però tutti i giocatori del Blue Orange sono dietro la linea della palla nella metà campo in fase difensiva e quindi si fa fatica a uscire. Ripeto, il pieno possesso della partita è loro. Alto fallo fischiato veramente al limite. Insomma, mi sembra che perdonino poco però le entrate dei nostri, mentre dei nostri inteso come squadra ligure, non è che siamo un po' di parte, mentre la parte della Stense viene fischiato un po', quello di prima era veramente al limite. Beh, diciamo che un po' di sudditanza psicologica e tecnica c'è sempre nei confronti della squadra più forte, lo vediamo in Serie A di calcio a 11, c'è anche in calcio a 5, ed è anche evidente che una squadra che attacca per la maggior parte del tempo può usufruire di più episodi a favore, è proprio una questione matematica. Blue Orange che deve comunque continuare a mantenere intensità, perché comunque non può abbassare la guardia e mantenendo alto il livello difensivo può incutere quel pizzico di timore o comunque non lasciar giocare in maniera sciolta la Stense. E non innervosirsi troppo, perché c'è il rischio poi di perdere la testa e non deve farlo, perché insomma, ripeto, basterebbe proprio un gol per cercare di rendere il passivo meno pesante e di riaprire un pochino la possibilità di crederci in questa squadra. Simone Torre va alla battuta, vede Stassi che riparte da dietro, giro palla ancora per Serva, molto bene anche loro in fase difensiva, ben chiusi tutti e quattro 2-2, in quel momento difendevano e non riescono a trovare gli spazi. Si sente proprio la mancanza di Melini oggi. Sì, si sente la mancanza di Melini, due squadre organizzate, due squadre che hanno ben chiaro il loro compito, ovviamente più facile quello della Stense anche per via del risultato e anche della qualità tecnica, più difficile quello della Blue Orange che comunque, come dicevo in precedenza e non cambia opinione, sta giocando in maniera dignitosa la sua partita di difesa, la sua partita di controllo nella propria metà campo. È rientrato Manuel Padovani per cercare di dare maggiore vigore all'attacco del Blue Orange, eccolo col pallone che ha cercato l'1-2 e che non si è chiuso con Stassi. Ricominciano loro con grande tranquillità, chiaramente non hanno necessità adesso di fare la pressione dei primi minuti, possono cercare di essere un pochino più tranquilli e far passare il tempo. Buona la chiusura di Giustacchini sul numero 2 Cannella, proprio uno dei giocatori che dicevamo più rappresentativi, classe 1989, proveniente proprio da esperienze superiori. Loro a livello qualitativo si vede che sanno stare bene in campo e sanno esattamente come muoversi. Sì, una Libertas Stense che, lo ricordiamo, al secondo posto in classifica con 20 punti, sta inseguendo il Bra a quota 24, però la Stense ha una partita in meno, dunque potrebbe essere proprio fra le due squadre piemontesi la lotta per il primato. Un Bra che abbiamo già visto qui nella prima giornata al Pala San Camillo imporsi per 7-2 con bomber granata sugli scudi, e una Stense che sicuramente non ha nulla da invidiare. Granata, me lo ricordo, quella partita aveva fatto proprio la differenza, un gol al volo incredibile, tante giocate di qualità, un giocatore sicuramente di categoria superiore e ce ne sono, ne abbiamo visti di giocatori molto molto importanti in questo campionato e ricordiamo che comunque al di là dei risultati è proprio un piacere, un onore da parte di una società, di un paese piccolo come quello di Ospedaletti, poter partecipare a un campionato di livello come quello di Serie B nazionale calcio 5. Sì, ricordiamolo sempre, Blue Orange unica squadra ligure partecipante a un campionato di Serie B o maggiori, e Blue Orange che si è conquistata sul campo, lo ribadiamo ancora una volta questo diritto, dominando la scorsa Serie C, una formazione che è praticamente un'invenzione di Franco Basta, una formazione che raccoglie elementi locali senza rimborsi spese, cosa che un po' la differenzia dalle altre realtà in che possono disporre di budget ben più elevati. Anzi, se mi permetti, quest'anno c'era proprio all'inizio della stagione c'era proprio il discorso di programmare questa importante stagione di campionato di Serie B, ma c'era la mancanza di fondi, di soldi, anche perché ricordiamo che il Blue Orange con la prima squadra partecipa al campionato di promozione e quindi sono altri costi, quindi si è chiesto proprio uno sacrificio da parte dei giocatori, non solo di non prendere rimborsi spesa, ma anche proprio di rimetterci soldi per le trasferte, per allenarsi
che ricordiamo che si allenano proprio a Imperia, quindi molti partono da Ospedale per venire fino a Imperia, quindi è un sacrificio da parte di tutti i giocatori che per questo vanno sicuramente premiati. È questo spirito di dilettantismo puro che ci piace, è difficile ai giorni nostri magari da comprendere e da accettare, però è anche un valore aggiunto secondo me. Se i ragazzi sapranno fare gruppo attorno a questi valori, a questi sacrifici, sicuramente possono avere un futuro anche in questo campionato di Serie B. Grandissimo numero intanto del capitano maschio ancora, che ha già anche fatto dei gol, è molto molto bravo, ha fatto la finta di andare sulla sinistra, poi ha portato il pallone con la suola sulla destra e ha lasciato lì sul posto Luca Bianco, che poi ha recuperato. Però grande gesto tecnico, attenzione Luca Bianco di punta, bravissimo il portiere Tropiano, a mano aperta a deviare in calcio d'angolo, bella opportunità, bella conclusione di parte di Luca Bianco. Sì, è già da qualche minuto che la Blue Orange non dico che sia installata in maniera costante nella metà campo ospite, ma sicuramente ha preso più il pallino, il comando del gioco, e questo sicuramente accrescerà la fiducia della formazione di Franco Basta, che è chiamata comunque a limitare il passivo in questo finale di primo tempo e poi chissà, magari a cercare, come dicevi prima, di accorciare le distanze e poi pian pianino di costruire il castello della rimonta. Infatti, come dici tu, da un pochino che, ecco, tranne fino a questo momento, che non c'erano azioni da gol da parte dell'Astense, però questa è un'azione nata da una palla, da una scodellata, da una palla alta, quindi da un contropiede, non da un'azione manovrata. Luca Bianco, il capitano, che è appunto uno dei giocatori, penso che sia il capocannoniere della squadra quest'anno insieme a Melini, con 5 reti, uno dei giocatori più rappresentativi, lo dico sempre, un leader in campo, meriterebbe sicuramente col suo sacrificio qualcosa in più. Vediamo come riesce in questo momento la squadra di Mister Basta a riaprire. È entrato anche Matteo Calvi, un giocatore molto veloce, scattante, col senso del gol, che lui si alterna ha giocato anche tanto a calcio a 11 quest'anno, dopo un'esperienza appunto lo scorso anno calcio 11, è ritornato in questa squadra dove aveva già giocato al campionato di Serie B 2 anni fa, quindi un buon recupero anche, che oggi può essere utile proprio anche per l'assenza di Maurizio Melini. In fase offensiva siamo un pochino deboli e c'è bisogno proprio di creare maggiore pericolosità. Sì, Melini, come dicevi tu, è il capocannoniere della squadra insieme a Luca Bianco con 5 reti, il vice diciamo è Simone Torre con 4, poi Davide Trama con 3, che però in settimana ha lasciato la Blue Orange per altri lidi, dunque una perdita importante che, come dicevi tu, speriamo venga rimpiazzata dai nuovi acquisti che senza dubbio insomma possono portare almeno un po' di freschezza, entusiasmo e vivacità. Sicuramente arrivano senza pesi a livello mentale, a livello psicologico, e quindi devono portare veramente una ventata d'aria nuova, di aria fresca nella squadra. Hai perfettamente ragione, calciomercato quindi da parte del Blue Orange, ha ceduto un giocatore, ha fatto cassa, no scherziamo, sarebbe opportuno, comunque sarebbe importante comunque in fase sotto questo proprio periodo di Natale cercare anche dei giocatori nuovi, se ne parlava, per rafforzare soprattutto in fase offensiva questa squadra, ma insomma i giocatori, io penso che il meglio della regione dal punto di vista di calcio a 5 sia qua in questo momento, e poi le distanze sono alte, non puoi prendere giocatori che arrivano da Genova o dall'altra parte della Liguria, per come fai a venire a allenarti 2 o 3 volte alla settimana, e la società non può permettersi di ospitarlo dal punto di vista proprio economico, e quindi questi sono i sacrifici, e questa squadra, ripeto, si merita fino alla fine, fino all'ultima giornata, di vivere a pieno questa soddisfazione di un campionato nazionale di calcio 5. È sicuramente difficile essere così in periferia, soprattutto a livello geografico, e quindi appunto avere queste difficoltà di cui parlavi, però è anche bello perché c'è più senso d'appartenenza, non ci sono professionisti del calcio a 5, ma ci sono solo ragazzi che giocano per il piacere di giocare, per il piacere di appartenere a un gruppo, e nel loro piccolo, anzi non nel loro piccolo, con grande dignità e a testa alta rappresentano la Liguria nel calcio a 5 a livello più alto. Buona punizione presa da Mattia Calvi, adesso non ho capito se sarà di seconda, c'è intanto il time out, come siamo di tempo? Sì, manca pochissimo, credo che manchi 4 minuti e mezzo circa alla fine di questo primo tempo, conto dei falli 3-2, una Blue Orange insomma che nonostante il 3-0 ci sta convincendo per lo spirito, per la concentrazione e per l'ordine che sta tenendo in campo anche a livello mentale. E soprattutto considerando proprio le assenze che ha questa squadra, che oggi probabilmente con l'organico completo, non dico che questa partita sarebbe stata più vittoriosa, però sicuramente più giocabile.
Sì, adesso stavo cercando di capire quali fossero le informazioni che Franco Basta sta cercando di impartire al gruppo. Penso stia parlando della costruzione del gioco offensivo, anche se non riesco a capire dalla gestualità e dal labiale da qui quali siano l'imperativo che sta cercando di inculcare nella mente dei giocatori. Comunque sicuramente una Blue Orange che, se difende ordinatamente, può avere le sue occasioni in contropiede. Il contropiede poi si può aprire in campo aperto, quindi con un dispendio energetico sicuramente forte, ma tecnicamente magari è più facile sfondare in contropiede piuttosto che facendo girare il pallone. Adesso questa occasione da calcio da fermo con Luca Bianco, che credo che questa volta si porti veramente in prima persona sul pallone per cercare la conclusione col sinistro. La zona Luca Bianco è un pochino più spostata verso la destra, però vabbè, cercherà, vediamo se riesce a inquadrare la porta. Ricordiamo intanto che c'è stato il time out, ogni sua squadra ha la possibilità di chiamare un time out di 1 minuto per tempo. La conclusione di Luca Bianco è la buona parata ancora del portiere della Stense, Troppiano Eric, classe 1981. Poi praticamente il pallone esce, rimane in fase difensiva la Stense. Pensavo che facessero un minimo di press, invece vedo che la squadra li aspetta qui nel metacampo. Cosa dici? Magari un po' di press in questo momento potrebbe metterli in difficoltà, o è giusto fare ancora questa tattica un pochino attendista? Ma io credo che questa sia la strada giusta, anche per una questione proprio di dispendio energetico e mentale. Bisogna evitare di far prendere confidenza negli spazi alla Stense, che ha dei giocatori che sono in grado di eludere il pressing. Dunque giusto così, giusto tenere la partita con grande umiltà, abbassando il baricentro e senza pressare alto. Abbiamo qui, è proprio arrivato adesso, Maurizio Melini. Dicevamo che oggi manchi in questa squadra. Come va prima di tutto? Come stai? C'ho male, il ginocchio fa male, dovrò fare una risonanza. Fa male. Fa male, e quindi non hai il tempo, più o meno idea di quanto possa essere il tuo tempo, il tuo recupero, il tuo tempo di recupero per rivederti in campo? Pensi nell'anno nuovo? Credo di sì, perché ancora la risonanza la farò la prossima settimana, quindi poi ci sarà ancora una partita e poi ci sarà il riposo, penso il prossimo anno. Dicevamo capocannoniere di questa squadra con 5 gol, oggi si sente la tua mancanza come quella di altri giocatori in questa squadra? È un peccato, abbiamo saputo che Serva per 6 settimane non ci sarà, io sono così, però la squadra sta giocando abbastanza bene, cioè speriamo per le prossime partite di fare meglio, via. Dicevamo con Gerson che secondo noi dovete crederci anche nel girone di ritorno, perché poi basterebbe comunque 6 punti per rientrare nel campionato, e molte partite ve le siete giocate fino all'ultimo momento. Anche adesso vedete questa occasione su Padovani al centro che non è riuscito a deviare, però insomma era davanti alla porta, quindi c'è la possibilità di riaprire. Ci vuole solo un pochino più sicuramente di fortuna e bisogna allenarsi anche bene. Beh, abbiamo fatto delle prestazioni penso discrete, cioè secondo me anche buone, anche perché qualche primo tempo l'abbiamo concluso in vantaggio, poi il secondo tempo siamo calati. Sì, diceva Gerson che se guardassimo la classifica a fine primo tempo avremmo 7 punti. Però le partite durano 40, è quello il problema. Mogliamo qualche minuto, le altre squadre sono più attrezzate sicuramente di noi e quindi ci mettono sotto dal punto di vista secondo me un po' fisico e un po' di qualità. Via. Speriamo di rivederti presto in campo, ti ringrazio e auguri per il recupero. Gerson, 4-0. Sì, insomma una logica conseguenza della pressione che porta la Stense. La Blue Orange, come dicevi tu in precedenza, forse al di là delle assenze di oggi come quella di Melini, manca un po' a livello offensivo, perché l'impianto sembra esserci, manca proprio il giocatore capace, magari il pivot forse, capace di far girare al meglio questa squadra. Non so se è anche una tua impressione questa. Comunque speriamo che il mercato di gennaio possa portare anche qualche novità da questo punto di vista. È difficile come dicevi tu, però insomma la speranza è l'ultima a morire. E manca anche Anzalone, che è quello probabilmente il giocatore che potrebbe fare quello che dicevi tu, insomma un giocatore sicuramente di tanta qualità, che ha esperienza in campo superiore. Bisogna vedere, lui rientrerà dalla squalifica a fine anno, bisogna vedere poi
se sarà pronto, come si è allenato durante questo periodo e se sarà pronto subito a rientrare in questi che sono livelli alti, perché noi lo vediamo in fase televisiva non sembra, però dal vivo sono livelli veramente importanti. Beh, chiunque segua le partite di calcio a 5 intanto purtroppo un gol, questo sì, un po' evitabile. Dicevamo comunque chiunque segua il calcio a 5 in TV anche di livello superiore vedrà magari maggior velocità, maggior intensità, ma comunque più o meno questo è il livello e questo è il modo di giocare. Abbiamo visto il 5-0 su punizione del numero 10 Fiscante, ha tirato di punta proprio come si usa il pallone, praticamente passato in mezzo alla barriera e poi probabilmente sotto le gambe di Alessandro Basta. Insomma, il parziale adesso è veramente pesante. Sì, direi pesante e non meritato. Per la ottima organizzazione difensiva che ha mostrato la Blue Orange, punita da qualche errore individuale, sicuramente merito dei giocatori della Stense che sono di qualità superiore, ma insomma è un peccato vedere un primo tempo chiudersi con un passivo di questo genere quando poi in realtà insomma oltre ai gol la Stense non ha fatto chissà che cosa. Beh, ha cercato appunto, ha trovato i gol e non doveva cercare altro effettivamente. Anche adesso però l'abbiamo visto nella ripartenza dell'azione precedente, sul rinvio del portiere si sono trovati ancora 2 contro 1, poi è stato bravo a intercettare il pallone Ausenda, se no si sarebbe trovato ancora palla davanti al portiere, davanti a Basta da solo, quindi bisogna anche stare attenti a non mollare perché poi diventa veramente un capotto. Sì, anche perché ormai mancano veramente pochi istanti alla fine del primo tempo, ecco adesso un gol sarebbe veramente un toccasana dal punto di vista psicologico, purtroppo non arriva in questa occasione, ma dicevo appunto serve veramente un'iniezione di fiducia. Siamo sicuri che mister Basta negli spogliatoi striglierà dovere i ragazzi e li inciterà ad un secondo tempo di sostanza. Anche a Grosseto si era terminati sul 5-0, c'è stata una reazione, si era arrivati fino al 6-3, sembrava a un certo punto che si potesse riprendere la partita per i capelli, poi l'infortunio a Melini e altre defezioni hanno così portato all'8-3 finale. Non è ancora finita. Molto bravo anche questo portiere Troppiano, anche in questo caso molto bravo. Una domanda, vedete, questo con un 3 contro 1, bravissimo Alessandro Basta a chiudere, però questa è un'altra possibilità, proprio quello che dicevamo, devono stare attenti a non mollare. Tu che alleni una squadra di allievi, bisogna dirlo, è un mister di un certo livello, Gerson, quanto è difficile per un allenatore adesso andare negli spogliatoi sotto di 5-0 e dare mordente, dare la carica ai propri ragazzi per non mollare, per cercare di rimanere comunque in partita? Ma guarda, quando si parla di me, l'allenatore, il termine allenatore è da mettere fra molte virgolette. L'obiettivo del secondo tempo deve essere senza dubbio quello di tirar fuori una prestazione di orgoglio, una prestazione di spessore caratteriale, ecco, solo questo, perché solo attraverso, secondo me, una reazione dal punto di vista nervoso si può arrivare intanto a contenere il passivo, perché è molto importante chiudere magari 5-0, 5-1, 6-1 e non 10 o 12-0. E poi sicuramente da cosa nasce cosa, se la prestazione di spessore a livello nervoso poi sfocia in qualche contropiede, in qualche golletto, poi può anche riaprirsi in maniera imprevedibile magari fino a qualche minuto fa, e allora se ne possono vedere delle belle. Quindi diresti di crederci? Quello sempre, su qualsiasi risultato a qualsiasi minuto. Tanto punizione, calciata di interno sinistro, molto bene, il pallone non rientra per fortuna perché comunque sembrava proprio completamente fermo Alessandro Basta. Ricordiamo che la Blue Orange ha il quinto fallo, ha commesso il quinto fallo, quindi nel caso in cui dovesse ancora fare un fallo la squadra di Asti andrebbe a concludere il tiro libero. E con una chiara azione da gol, ricordiamo un rigore dai 10 metri. Palla Ausenda che butta via il pallone, proprio la pressione, si fa fatica. Poi insomma c'è anche un po' di fatica, perché poi quando il momento in cui loro fanno questa pressione non ti lasciano il tempo di ragionare, e praticamente, almeno che sei un eccesso giocatore dal punto di vista tecnico, che esci palla al piede, e qui ce ne sono veramente pochi proprio in questa categoria per poterlo fare, anche se abbiamo dei ottimi giocatori, fai fatica. Sì, comunque insomma la Blue Orange non sta certo facendo qualcosa di impreventivabile, di sbagliato, sta cercando veramente con ordine, però adesso
purtroppo a livello mentale, come dicevi poc'anzi, sta un pochino mollando, sta un po' scemando quella tensione che poi negli spogliatoi andrà riattivata. Sì, abbiamo visto in questa azione 2 uomini della Blue Orange che sono andati sullo stesso giocatore in fase difensiva, lasciando clamorosamente solo uno, che poi è andato al tiro. Finisce comunque il primo tempo, ricordiamo 5-0 da parte della Stens, della Libertà Stens sulla Blue Orange. Tutti a bere un tè caldo, ci rivediamo per il secondo tempo.